Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi negli Diario del Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere a alcune domande che mi hanno fatto delle persone che seguono il Marietto sia sul tubo e sul Diario del Marietto Veneziano, sui social, vari social, anche su Twitter mi hanno scritto perché ma non sei un pochettino pessimista, no? Però prima di fare questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Gara, che ha più di 2500 iscritti, e nel mio che ne ho solo 1290, 1290 persone che seguono parzialmente il canale YouTube del Marietto Veneziano, e ci sono questo 100, 150, alcune volte anche 250 gruppi di persone. Ciao Lara, grazie di esserti unita nel Diario Marietto Veneziano. Ricordiamoci oggi Lara, alle 14, alle 16, scusa. Bene, se si sente bene, una conferma. Bene, parliamo un po' del pessimismo del Marietto, perché molte volte ci hanno fatto fare una cura di angeli colorati, di numeri dell'Est, no? Che risolvono tutti, di parole magiche che basta dirle 3 volte e i problemi della vita scompaiono, no? Però vi voglio fare degli esempi. Io ormai ho quasi 60 anni, no? Grazie Lara. Ho 60 anni e ho visto molti incendiari poi finire come pompieri, no? Nascevano, angeli colorati, reiki, insomma tutte quelle cose lì un pochettino esotiche, no? Partivano in quinta e dopo qualche anno correvano dal Marietto a fare i pompieri, no? Proprio perché erano ottimisti. Marietto ormai ne ha visti di persone voltare l'angolo e partire, quindi un po' di esperienza sul campo ce l'ha. Vi voglio raccontare, riprendo un po' il discorso di ieri, ricordandovi sempre che la Sacra Patria, cioè l'Italia, la seconda guerra mondiale l'ha persa. Vi voglio ricordare che ci sono stati degli stati che l'hanno vinta, tipo l'Ucraina, la Polonia, la Cecoslovacchia, no? Che l'hanno vinta, e dopo qualche mese i propri soldati, dopo aver combattuto e aver vinto una guerra, sono stati portati ai campi di concentramento, e lì è successo quello che nessuno può immaginarsi cosa è successo. Quindi noi con un colpo di magia abbiamo impiccato un leader importantissimo, il Duce, abbiamo tirato fuori dal mazzo un 70% di conigli e gli abbiamo dato un nome chiamandoli partigiani, perché vi dico che un 30% di quei partigiani erano combattenti, ci credevano, ma un altro 70% era tutta gente riciclata che non aveva voluto servire la patria. E comunque l'Italia, con questo gioco di prestigio, pur avendo perso la seconda guerra mondiale, è riuscita a diventare fino al 1990 la quinta potenza mondiale. Ciao Carmelina. È diventata la quinta potenza mondiale economica, no? Quindi avevamo l'Olivetti, la Montedison, avevamo multinazionali da urlo, la Fiat, avevamo il fior dell'industria a livello mondiale, e avevamo perso la seconda guerra mondiale, mentre chi l'aveva vinta, una grande fetta, oppure chi non l'aveva fatta, tipo il Cile non aveva fatto niente, si è trovato Pinochet che portava i propri cittadini nei campi di concentramento. Oppure chi non ha neanche, ad esempio, un serial killer come dittatore, in Messico voi sapete che ogni anno ci sono questi gruppi armati che uccidono dai 20 ai 40.000 persone innocenti, così tanto per fare, no? Quindi diciamo che gli italiani gli è andata XL, extra lusso, no? Cioè praticamente il baby boom è nato sulla perdita, cioè noi saremmo dovuti nascere nei campi di concentramento, torturati, seviziati e tutto quello che uno riesce ancora a immaginare, e invece siamo nati su 2 guanciali d'oro. E abbiamo avuto degli anni veramente bellissimi. Ieri ricordavo le prime 500, quando praticamente anche gli operai, no, potevano permettersi una piccola macchinetta, prendere la famiglia la domenica
partire e andare al mare. Ve lo ricordate, no? Quelle classiche scene che si vedeva sull'autostrada, queste 500 parcheggiati su un pezzo d'erba, la moglie tirava fuori gli spaghetti al sugo, 2 o 3 tavolini, e la domenica sembrava una domenica da re. Oppure con le radioline in mano per sperare nel 13 fatidico che avrebbe risolto la vita, no? Questa era l'Italia del boom economico, no? Quelli che erano stati praticamente strapiantati dalle fattorie, dai campi e portati nelle città a essere manodopera per le industrie. E quindi abbiamo vissuto, tra virgolette, sopra le righe, pensando che quello era tutto dovuto. Ci sono molti che sono nati e penso che tutto è dovuto, mentre in Messico, che non hanno fatto né la seconda guerra mondiale né la prima, no, ci sono questi gruppi paramilitari che assoldano addirittura militari e uccidono continuamente le persone. Quindi noi viviamo in un paradiso, per fortuna. Chiaramente questi sono tutti racconti di fantasia che estrapolo così, no? Noi viviamo in questo paradiso, ma qualcuno questo paradiso ha dovuto costruirlo. Cioè non è che a un certo punto gli Stati Uniti hanno deciso: ci piace il Colosseo, ci piace l'Arena di Verona, ci piace la Sicilia, poi non gli facciamo niente. Gli altri stati invece, che sono stati i nostri alleati in guerra, li facciamo trucidare da quelli dell'est, no? Oppure basta sentire alcuni missionari. Anni fa, io sono cristiano evangelico, lo sapete, sentivo un missionario che era nell'est asiatico, no? E lui ci raccontava: sapete dove sono io, in questa città, al di là della prostituzione femminile, che le famiglie fanno le figlie per poi venderla al mercato a prostituzione, al di là della droga che gira, della delinquenza, la vita vale 2 euro. Cioè praticamente uno litiga col vicino di casa, va in piazza, da 2-3 euro e fa ammazzare il vicino di casa. Ciao Sara. Quindi, e loro credono nella reincarnazione, no? Quindi quando sentite certe storie, uno si rende conto che noi siamo fortunatissimi. Però questa fortuna non è che è caduta dal cielo. Vi ho ricordato che ci sono 170.000 alpini dispersi in Russia, che non erano scappati a nascondersi dietro su per le montagne e poi quando sono tornati giù li hanno chiamati partigiani. Vi sto parlando di uomini che erano soldati ma avevano a casa le famiglie e hanno sacrificato la loro vita per difendere il suolo italiano. Chiaramente anche i marò, i bersaglieri e tutti. Ma a me mi stanno a cuore gli alpini, perché sono stati il corpo che ci hanno dato la vita in questo periodo storico. Noi viviamo questo benessere perché dei gruppi di alpini si sono sacrificati per la sacra patria. Quindi quando racconto certe storie sono ancora blando e vi voglio fare un esempio, no? Tornando al discorso della favola di ieri, no? Di questo gruppo paramilitare che c'era, ma non c'era solo quello in cui partecipavo io, no? Ce n'era un altro, quell'altro gruppo era praticamente addetto a togliere le macerie belliche, macerie di guerra, che il gruppo Bertoldo creava, no? Era questo gruppo Bertoldo che, insomma, avete visto, non poteva far miracoli, perché avete visto che è piccolo, che ha 60 anni, si ricorderà quell'attacco che l'Italia ha avuto a Sevis, no? Che è scoppiata quella fabbrica, quello è stato un attacco dei servizi segreti stranieri, o quell'attacco che ha avuto con il vino al metanolo. Queste cose non si sono potute fermare, però sono stati attacchi dei servizi segreti stranieri, no? Cioè, qualche uomo, no, riusciva a sfuggire. Il gruppo Bertoldo ne ha fermati moltissimi, però è chiaramente non era Dio, no? Noi oggi, se possiamo ringraziare diciamo la Sacra Patria, lo dobbiamo a questi gruppi di alpini paramilitari che hanno difeso
il suolo quando gli italiani dormivano. Però le macerie, no, dei risultati di questi uomini, perché questi arrivavano, cioè capite, qui l'Italia aveva perso la guerra, non è che l'aveva vinta, non è che potevamo dire adesso noi abbiamo vinto, noi l'avevamo persa, però c'era questo gruppo di esoteristi che non mollava e quindi la guerra continuava ad andare avanti. Noi abbiamo preso 2 o 3 colpi fortissimi, no? Poi c'erano anche gli infiltrati, quelli che stavano per come si suol dire, quelli dell'est che erano nati in Italia ma fondamentalmente erano dei sarmadi, ma dopo ne parliamo, no? Quindi noi abbiamo vissuto questo periodo e, per ritornare al racconto, c'era questo gruppo paramilitare che doveva togliere le macerie. Chiaro che quando entrava in azione, è un racconto di fantasia, adesso non andate a dire in giro che il Marietta dice certe cose perché sono favole, io devo scrivere un libro. Allora cosa è successo? È successo che il gruppo Bertollo, quando si toglieva i guanti bianchi, insomma, era tutta gente della seconda guerra mondiale, erano tutti ufficiali, era tutta gente stanca e voleva la pace. Però se quegli altri arrivavano in Italia e facevano il babao, il gruppo Bertollo si toglieva i guanti bianchi, no? Noi avevamo il vantaggio perché avevamo sia il mio papà sia il capitano degli Alpini di Torino, no? Che insomma questi qui vedevano le cose prima, no? E quindi insomma in un modo o in un altro questi qui che arrivavano da destra a sinistra bisognava fermarli. E quando entrava in azione il gruppo Bertoldo tutto si raffreddava, no? Però le macerie belliche le doveva andare a prendere un altro gruppo. E l'altro gruppo chiaramente non è che erano dei cagasotto, no? Perché era tutta gente che aveva visto la seconda guerra mondiale, gente a cui avevano ucciso, stuprato, di tutto c'era, no? Gente che proprio era stanca di questo mondo, però combatteva ancora, no? E c'era un colonnello in quel gruppo lì che, insomma, quando vedeva il gruppo Bertoldo in azione, anche lei gli si ghiacciava il sangue, anche se fosse stato un orso polare bianco, cioè nel senso che anche lei, insomma, gli era andata via la voglia di vivere. Ma questo perché l'Italia, chiaramente, se no nel 90 non sarebbe mai stata la quinta potenza industriale mondiale, no? Quindi molti di altri gruppi che erano un po' debolucci, in un certo senso, non debolucci nel senso che avevano paura, ma nel senso che si facevano dei punti di domanda, perché non avevano i doni di vedere cosa succedeva oltre il muro. Infatti il capitano degli Alpini di Torino, quando guardava oltre il muro, quello che i russi stavano facendo ai tedeschi rabbrividiva, alla Germania dell'Est, no? Quindi, insomma, il gruppo Bertoldo andava giù a testa bassa. Quando arrivava il gruppo Bertoldo e si toglieva i guanti bianchi, insomma, anche gli altri gruppi che erano destinati a togliere le macerie, no? Le macerie belliche, insomma, qualche punto di domanda se lo facevano. E c'era questo colonnello nel loro gruppo che era quello che dirigeva l'estrapolazione delle macerie belliche, no? Insomma, queste macerie belliche bisognava farle sparire. Sto parlando degli anni 80, 70, 80, no? Io ero piccolino, chiaramente certe cose non le capivo, capite? Il Marietto è troppo piccolino per capire certe cose. Quindi cosa succede? Succede che la Irma a un certo punto voleva andarsene come mio zio, A un certo punto loro sapevano che dall'altra parte era bello, il capitano degli Alpini aveva fatto vedere che di là si sta bene, però il capitano degli Alpini voleva che il colonnello Irma se ne andasse. Nella realtà l'Irma aveva un lavoro semplicissimo, era capo in una multinazionale del settore delle pulizie, no? Quindi quando succedeva che c'era qualche, diciamo, nemico dell'Italia arrivare in Italia a cercare di fare un'altra Seveso o un'altra, come si suol dire, vino al metanolo, entrava in azione il gruppo Bertoldo e poi dopo partiva la Irma col suo gruppo di paramilitari e andava a pulire l'aria, come diceva quel cardinale, qui bisogna pulire l'aria. Insomma, la Irma a un certo punto non ci faceva più, voleva andarsene via, cioè in sintesi si voleva suicidare, no? Ma il capitano degli Alpini non voleva perché serviva a lei. E gli aveva promesso a 65 anni, quando andrai in pensione ti lasceremo andartene, no? Insomma, arrivato al punto dei 65 anni, verso gli anni 90,
la Irma se ne va. E cosa succede? L'altro gruppo paramilitare, anche loro avevano incominciato a abbracciare l'esoterismo, a fare sedute spiritiche. E quando uno di loro se ne andava, aveva l'ordine o il compito di avvisare quelli che erano di qua se erano seduti sulla sedia giusta, perché insomma capite che quando entrava in scena il gruppo Bertoldo tremavano le gambette, no? E non si sapeva se si era seduti sulla sedia giusta. E io casualmente quel giorno passavo di lì in quegli uffici quando a un certo punto avevano richiamato la Irma che praticamente aveva il compito, quando sarebbe stata di là, infatti appena è andata in pensione dopo 6 mesi ha avuto un tumore, si è morta, no? Dovevano parlare con questa Irma. Ripeto, è un racconto di fantasia, non andate a dire in giro che il Marietto racconta queste cose vere, queste sono tutte favole. Morale della favola, io passavo di lì, ero lì così, tanto per sbaglio, no? Passavo di lì e mi chiamano dentro. Io vado dentro, vedo, non sapevo che era un gruppo paramilitare, no? Io mi siedo, no? A un certo punto sento qualcuno parlare, ma erano tutti zitti, sento qualcuno parlare e dire: adesso che sono di qua, le cose si vedono in un altro modo, di là dove siete voi è tutto al rovescio. Ha ragione il gruppo Bertoldo. Le Irma piangeva addirittura, piangeva perché dice: adesso che capisco il gruppo Bertoldo, loro sono troppo buoni in confronto a quello che sta succedendo e avverrà. Io che ero lì ero un boccia, avrò avuto 20 anni, 23 anni, non mi ricordo neanche più. Non sentivo nessuno aprire la bocca, sentivo queste parole e riconoscevo la voce della Irma, no? E diciamo, questa è morta, come fa? Insomma, morale della favola, mi avevano tirato dentro in questa seduta spiritica e per sapere se il gruppo Bertoldo, che loro aiutavano, e la Irma piangeva perché non poteva più ritornare di qua a dare una mano, adesso che aveva visto realmente cosa sarebbe successo nel futuro e cosa stava succedendo in quel periodo là, al di là del muro, cosa era successo, no? Quindi questi sono degli esempi per farvi capire che noi, se in questo periodo storico della vita, ciao Maurizio, ciao Jessica, se noi, ciao Cinzia, ciao Anna Maria, se noi in questo periodo storico viviamo un benessere immeritato, perché il problema è che la gente pensa che il Rolex d'oro, il Porsche sotto il fondoschiena o il posto di lavoro, sì, certo è karmica la cosa, però voi dovete pensare anche che non è che è statica la cosa, è dinamica, no? Noi siamo riusciti a ribaltare una situazione terribile, cioè aver perso la seconda guerra mondiale, ed essere diventata in pochi decenni una delle più performanti potenze a livello mondiale. Certamente lo dobbiamo agli alpini, lo dobbiamo alle nostre forze armate, lo dobbiamo ai nostri servizi segreti, alla Benemerita e tutti quei corpi che nell'ombra ci hanno sempre dato questa possibilità di vivere in una democrazia. Chiaro che poi uno guarda questi politici, ma i politici, ve l'ho detto, sono una crosta. Quando nella realtà si deve parlare di cose vere, questi si fermano e iniziano le forze armate. Quindi in questo momento storico le forze armate hanno bisogno di tutto il sostegno di tutte le persone. Non è che con gli angeli colorati, il vogliamoci tutti bene, la pacca sulle spalle, ti mando l'energia, qualcosa cambia, Perché ricordatevi che per fare cambiare qualcosa 170.000 alpini che erano anche padri di famiglia e uomini, avevano figli, mogli, qua, no? Sono andati in Russia e si sono dati per dispersi, sono stati catturati e poi trucidati. Quindi capite che non viene giù niente dal nulla, il Marietto non è pessimista, ma sono ancora buono, perché la Irma, il colonnello Irma, almeno in quel gruppo paramilitare, aveva un grado di colonnello. Quando ha visto la realtà dall'altra parte, insomma, si è in un certo senso
rammaricata di essersene voluta andare, piangeva perché non poteva più tornare indietro a dare una mano, no? Quindi anche quell'altro gruppo paramilitare, quando ha sentito questa cosa, si è tirato su una costola e ha capito che era seduto sulla sedia giusta. Proprio perché l'ignoranza, come dice Osho, è il peccato originale, no? Quando uno è ignorante non è una parolaccia, ma se è ignorante non può farci niente, no? Quindi in questo periodo storico noi non siamo come il Messico, non siamo come l'Ucraina, che si è anche vinto la guerra. Ogni giorno in Ucraina la Russia gli faceva morire 25.000 persone, cittadini, di fame, no? Abbiamo avuto un escamotage geniale, si è sacrificato il duce e perdendo la guerra siamo diventati una delle potenze economiche mondiali. Adesso, ve l'ho detto, siamo sotto attacco, passeranno questi, come si suol dire, dal 2020 al 2029 degli anni tosti, durissimi, no? Quindi chiaramente non ci sono più quei gruppi paramilitari che ho conosciuto, ma io ero piccolino, io andavo lì perché mi davano il lecca-lecca, lo sapete che se c'è il lecca-lecca o il caffè macchiato il marietto c'è sempre, no? Certo, loro non ci sono più, stiamo vivendo di rendita, vi ricordo che i social ve li danno gratis, non perché siete belli, bravi, intelligenti, l'ho già spiegato in altre pillole, perché stanno catalogando tutti, no? Vi prendono le vostre vibrazioni. E qui vorrei fare un piccolo appunto perché c'è stato un bravissimo divulgatore, il Tusis, che ha scritto Aristocrazia Nera, no? In cui spiegava un po' chi sono questi sarmadi, samardi o aschenaziti, no? E qui bisogna farne appunto, chi l'ha comprato ha potuto leggere queste pagine importanti in cui lui spiega chi erano questi sarmadi o samardi. Gesù infatti fa quel piccolo racconto in cui spiega che bisogna voler bene i samaritani, fa quella parabola. Ma perché questo? Perché i sarmadi, in confronto ai giudei, i sarmadi facevano sacrifici umani, i giudei non volevano e quindi gli è nata una guerra. I sarmadi poi sono scappati, sono andati verso gli Urali e da lì poi è nato questo gruppo di maghi neri che sta governando il mondo. Negli ultimi 300 anni praticamente fanno il bello e il brutto, racconti fantasia, però il Tusis l'ha scritto, bisogna dargli atto che è nero su bianco e chi ha questi 20 euro meglio che si compra il libro, se poi E quindi cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che alcune volte si rincarnano di qua in Occidente anche sarmadi, non è che stanno tutti là, e quindi alcune volte nella nostra bella Italia nascono questi qui che diventano magari politici e tentano di portarci le idee dell'est, no? E allora bisogna stare molto attenti perché vengono come pecore, no? Ma in realtà dentro sono lupi. Quindi capite, cari miei, hai ragione Sara, onore agli alpini, e quindi capite, cari miei, che stiamo vivendo un periodo di incertezze dove la gente si nasconde dietro vogliamoci tutti bene, pacche sulle spalle, chiamano gli arcangeli Michele, Arcangelo, che vi ho già spiegato che sono tutti geni, no? Geni di basso livello, perché nessuno, come si suol dire, genio altissimo può scendere in questo campo vibrazionale marcio, e quindi capite che siamo un po' in balia di questi venditori di come si suol dire, di funghi. Qualche anno fa sentivo un tipo che era andato a un seminario di radiestesia di una delle est famosa, più che altro sui social. Cavolo, quando è tornato a casa incominciava a essere, è stato insomma invaso da queste entità che hanno cominciato a prendere il dominio, no? Quindi quando si va a fare corsi di radiestesia bisogna sempre crearsi l'ovetto di protezione, insomma mettersi tutti i circuiti che si possono come protezione, perché sennò va a finire che in un certo senso vi fate invadere e poi diventate dei robot senza che ve ne rendete conto. Questo solo per dirvi che
molti sarmadi si sono rincarnati qua e vengono qua, perché dall'altra parte non dormono. Quando voi sentite che i bambini spariscono all'ospedale a destra e a sinistra, una fetta, ve l'ho spiegato, se lo stanno portando in Siberia sottoterra. Beh, cari amici, questo era per dirvi il pessimismo. Ricordatevi sempre del colonnello Irma, che quando è andato di là, sebbene lei aveva visto la seconda guerra mondiale, aveva visto cosa riuscivano a fare certi soggetti in guerra e che voleva bene l'Italia, ha dedicato tutta la vita a difendere il suolo italiano e nessuno sapeva chi era, nessun titolo, nessuna stelletta. Sapete come quei generali che corrono in TV a farsi vedere coi gradi, no? No, lei era dietro le quinte, era una massaia, faceva il suo lavoro, ma in realtà nel gruppo paramilitare era una donna potentissima. Quindi quando noi in questo periodo abbiamo questa possibilità di studiare, di capire, di andare a fondo nelle cose, non restare nella superficie con gli angeli colorati, le paroline magiche e quelle balle del sistema che vi stanno mettendo nel cervello. Quando vi togliete questa spazzatura e entrate nella profondità, basta leggere Tusis, no? Per riuscire a capire che la cosa è grave, molto grave. Quindi io le dico sempre, ridendo, scherzando, però la cosa è molto più grave, perché avete visto a Beirut, qualcuno si è tolto i guanti bianchi e chiaramente quelle cose lì le hanno portate delle persone, non è che sono nate lì queste bombe, no? E se voi guardate, quella lì era una mini bomba atomica. Poi vi potranno dire che è stato un caso, un errore, che non ho corrotti, ma il problema è che quello lì era un punto di snodo per un futuro punto per la via della seta, no? Quindi a un certo punto qualcuno ha dovuto togliersi i guanti bianchi e fargli capire di non andare oltre, no? Quindi se sono arrivati a quel punto lì di mostrare un po' i muscoli, capite che la situazione insomma è delicata, no? Avete visto anche col Covid, avete visto anche ultimamente che c'è stato un imprenditore famoso che non ha ancora capito come gira il mondo, è andato a dire in giro: guardate che il Covid non esiste, cioè che il Covid non esiste, l'hanno capito anche i paracarri di Modena, però bisogna stare con i servizi che stanno facendo di tutto per arginare questa invasione, e se c'è troppo traffico in giro loro non possono lavorare. È utile andare in TV a dire che il Covid non esiste, anche i paracarri di Modena l'hanno capito, no? Lui è andato a spararlo a quattro mondi perché non ha ancora capito il suo posto nella scaletta. Dopo 2 giorni non solo lui aveva il Covid, ma tutti quelli del suo staff, tutti gli altri 50 avevano il Covid. Capite che questo è un segnale chiaro che in fondo aveva ragione lui, no? Però purtroppo siamo in un periodo di forte pressione e in un certo senso il nostro governo sta facendo di tutto per cercare di fare in modo che non succedano anche dei Beirut in Italia, e quindi bisogna in un certo senso aiutare le forze dell'ordine e tutto lo staff a seguire questa onda, non perché siamo dei rimbambiti, ma proprio perché capiamo la difficoltà che il governo sta per affrontare in questo periodo. In sintesi, siamo sotto attacco. Queste sono barzellette che il vostro Marietto vi sta dicendo, non è che adesso andate a dire in giro il Marietto dice queste cose qua, perché io nego, anzi datemi anche l'infermità mentale. Quindi capite, TSO, via. Quindi capite, quell'imprenditore lì ha fatto la casa pilota, è andato a dire in giro, lo capiscono tutti che stiamo fermando l'economia, ma siamo in un periodo storico importantissimo in cui non ci vuole qualcuno che canta fuori dal coro. Dobbiamo capire che siamo sotto attacco. Il vostro Marietto, come al solito, vi dice: attivate tutti i circuiti nel sito del capitano.altervista.org, sono gratis, li scaricate, eventualmente fate un po' di pubblicità progresso. Potete comprare i ciondi del vostro Marietto veneziano che hanno dentro delle protezioni potenti. Chi ce l'ha, dal mio punto di vista, proprio perché ho visto cosa vuol dire quei ciondoli lì per alcuni gruppi misterici, dal mio punto di vista è una persona nata con 7 camicie, come diceva mio papà,
E gli altri invece, se non possono permetterlo, gli consiglio di farsi almeno un sigillo o di, come si suol dire, attivare tutti i circuiti, soprattutto quello dell'avvocato Ceratine, e di aiutare le forze armate in qualsiasi modo, anche di nascosto, per il semplice fatto che i nostri ragazzi sono messi sotto pressione in un modo importante. Questa volta c'è poco da scappare in montagna e poi scendere e scrivere su tutti i muri che erano partigiani, perché questa volta avete visto che a Beirut le cose che fanno non guardano in faccia a nessuno. Bene cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui, il vostro Marietto vi saluta e alla prossima. Vi ricordo che questo video sonoro sarà messo anche sul tubo. Grazie e alla prossima, ciao!